Presidente, oggi un interessante incontro formativo sulla gestione del rifiuto, strumenti, contrasto e prevenzione degli illeciti. Una sintesi della mattinata. Il diritto penale dell'ambiente rappresenta una materia di grandissima attualità per i giuristi, non soltanto per i teorici del diritto, ma anche per avvocati e magistrati. Una materia altamente tecnica che richiede una grande specializzazione. Oggi l'Ordine degli Avvocati ha voluto trattarlo con una delle più importanti accademiche che si occupa di diritto penale dell'ambiente, che è la professoressa Licia Siracusa, oltre che di un ricercatore della Università di Palermo, che è Riccardo Omodei. Al tavolo anche avvocati e magistrati, la collega Carla Sicurello, che è esperta in materia ambientale, e la dottoressa Raimondo, che è GUP del nostro Tribunale Cultrice della materia ambientale. Si richiede oggi all'avvocato non soltanto di intervenire nel momento patologico, quindi quando l'illecito si è già consumato, e quindi di difendere l'imprenditore in giudizio, ma anche di garantirgli una consulenza antecedente, quindi fornire a lui strumenti non soltanto che prevengano l'illecito, ma che siano in grado di fargli ottenere le autorizzazioni necessarie con processi diciamo assolutamente legittimi, legali, e modelli anche virtuosi di organizzazione interna all'impresa. Ed il convegno di oggi, da noi organizzato unitamente alla nostra scuola forense, la scuola forense Cammalleri, è proprio volto a sottolineare l'importanza della nostra funzione sia in termini di prevenzione, oltre che in termini di difesa delle imprese in questo settore che è il futuro del diritto penale. È un settore particolarmente critico questo dei rifiuti. Recentemente abbiamo visto a Catania una grossa operazione su un'impresa, diciamo, molto grossa. È un settore molto critico, i fari della magistratura giustamente sono sempre puntati su questo tipo di reati, poiché a tutela delle fattispecie criminose vi è l'ambiente, vi è l'ecosistema che oggi è bene costituzionalmente garantito. E ciò che è importante è che le imprese, al fine di non incorrere in illeciti, possano non soltanto, diciamo, nel momento terminale della gestione del rifiuto, che è un processo molto complesso, sin dall'inizio, quindi sin dalle autorizzazioni necessarie a tutte le fasi della gestione, possano essere seguite al fine di non commettere nessun illecito, che chiaramente diverrebbe grandemente oneroso per le imprese. Sappiamo tutti anche in tema di interdittiva antimafia che molto spesso si incrocia con l'illecito da gestione dei rifiuti.